Eccoci, bentornati cari telespettatori di Telefriuli con una nuova puntata di Screenshot che oggi parla un po' del sociale e dell'economia. Avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale i dati sull'emigrazione, non si parla più di una fuga di cervelli ma di giovani e anche pensionati che pensano magari di poter riposare con i propri soldi, magari qualcuno un po' anche meno con questa manovra del governo, chi lo sa, in altri paesi. La possibilità soprattutto di poter lavorare da altre parti che non sia in Italia, ma ci parleremo anche della denatalità e della povertà, ne esce un quadro insomma che potremmo definire quasi, lo dico a Fulvio Mattioni, economista, desolante, desertificante, non lo so. Diciamo che obbliga a rimboccarci le maniche perché come diceva il comico, diceva poco a poco apocalisse, ma noi non siamo, insomma non vogliamo arrivare a tanto. Allora, sms, messaggi, whatsapp 345 99 56 897, se non sbaglio. Non me lo ricordo sempre totalmente a memoria perché siamo ancora alla quarta puntata, siamo ancora in fase di rodaggio, ma comunque chiedete anche, abbiamo a Fulvio Matteoni qualche domanda, e lui vi darà, speriamo, qualche risposta su un po' le ricette che possono rilanciare questo nostro Friuli, perché il nostro Friuli si sta rilanciando oppure no, alla fine? Non amo ancora la convinzione di volerlo fare perché non c'è una lettura molto realistica, diciamo, della situazione, è ancora celebrativa, speriamo che passi. Allora, cos'è che le spaventa di più? Di tutti questi dati che abbiamo anche visto nel corso del nostro telegiornale, tanti ragazzi che se ne vanno, una volta si parlava di fuga di cervelli, ma adesso si parla più che altro di giovani che vogliono avere qualche opportunità di lavoro. Ai giovani forse si è pensato anche troppo poco in questi anni, forse si continua a pensare troppo poco anche adesso. Sì, devo dire che De Gregori secondo me è stato bravissimo a cogliere questa situazione, dice non dovevamo morire mai, quindi abbiamo sempre pensato a noi stessi e a un eterno presente. Io non sono preoccupato per quanto mi riguarda di niente, l'unica preoccupazione forte che ho è rispetto ai miei figli e rispetto a quando ci saranno i miei nipoti, cioè al futuro, insomma. I problemi... A volte penso io alle mie figlie che dico, ma magari, lo dico anche a mia moglie, insomma, magari mi pagheranno direttamente la nostra pensione, chi lo sa. Non è che dobbiamo preoccuparci forse per loro perché magari andranno all'estero e magari staranno anche meglio rispetto a noi. No, io vorrei che... Io non mi sono preoccupato di pagare la pensione a mio padre, non vorrei che nessuno si preoccupasse della mia. Mi piacerebbe molto che questi invece avessero una vita autonoma, che non dovessero rimanere in casa perché bisognosi del reddito familiare. Quello che invece è successo adesso è invece con tanti pensionati che fungevano da, possiamo dire, da copertura, cassa integrazione. Un bel salvadanaio rispetto al futuro, ma diciamo è accettabile, è una situazione di passaggio, non può essere quella la linea, anche perché altrimenti dovremmo immaginarci una società nel quale siamo tutti vecchi coi pannolini, io parlo per me naturalmente, con poche badanti in giro e senza figli, che sarebbe il massimo della tristezza per tutti. Sarà difficile anche trattenere le badanti di questo passo, sì, no? Diciamo che il fatto che i nostri anziani vadano in altri posti sicuramente perché sono meno costosi, i nostri figli vanno per cercare un lavoro, quindi è sempre un problema di reddito, soltanto la tristezza è che rispetto ai miei genitori, anche i miei genitori sono stati degli immigrati, però loro avevano già un figlio, una famiglia qui, quindi sarebbero sicuramente appena avessero potuto sarebbero rientrati. Qui i nostri giovani vanno e ovviamente trovano là opportunità di lavoro. E non tornano. E non tornano perché ovviamente trovano anche l'anima gemella o quello che stanno cercando. Come facciamo a riattirarli? Dovremmo, come dire, dare loro opportunità di lavoro, perché il problema vero di questa Italia è che, e del Friuli anche, è che non c'è lavoro, comunque ce n'è molto poco, non è tutto il lavoro che serve, quindi andranno via i nostri giovani, andranno via anche una parte degli immigrati, perché comunque molti di loro... L'abbiamo già sentito infatti durante il telegiornale, anche meno stranieri insomma, che sono sempre meno attirati dal nostro paese. Sì, ormai c'è è stagnante, no, la situazione, perché anche loro, lo straniero nostro non è lo straniero di passaggio, è lo straniero con famiglia, cioè gente che ha un progetto di vita e di lavoro, sono due
2 persone che lavorano hanno un paio di figli, queste sono le famiglie degli stranieri che abbiamo noi, quindi è ovvio che hanno di fronte, sono un po' come i miei figli, hanno di fronte un progetto di vita, se quel progetto di vita come dire, si intravede nuvoloso, insomma se ne vanno come i nostri figli e rimaniamo appunto i soliti vecchietti, la solita riserva indiana. Io credo che la prima priorità del Paese e del Friuli Venezia Giulia sia dare lavoro e a quel punto poter anche, avendo più lavoro, avendo più reddito, abbinando una spesa pubblica maggiore, se lavoriamo di più possiamo pagare più tasse e quindi avere più welfare e potremo dare un futuro ai giovani col lavoro e però diciamo una prospettiva anche alla popolazione anziana, perché qui è chiaro che ci sarà sempre più bisogno, no? Di un welfare per gli anziani e quindi ci vogliono soldi per finanziare un welfare. Ecco, entriamo più su un campo nazionale, poi scenderemo anche a livello locale. Le faccio 2 o 3 domande rapide. Abolire a Fornero? Non è una soluzione. Non dico come la persona, abolire di cosa? Sì, sì, no, ma certo, diciamo che è stata utile, in questo momento non è ciò che... I tempi sono cambiati, insomma. Sì, è un po' come le UTI di adesso. Non è ciò che salverà il Paese. Un po' come le UTI, domanda Beh, le UTI sono state pure peggio. Erano utili quella volta, però? Lo sono anche adesso. Questo sarebbe un po' un discorso lungo, diciamo che in realtà il problema delle UTI... La mia era una provocazione, ovviamente, non è che questo magari è il tema, però insomma ci sono delle riforme che fatte 5 anni fa o 10 anni fa non valgono più adesso forse. Beh, quella delle UTI ci sarebbe utile perché in realtà il problema vero sarebbe quello di scongelare tutta una serie di persone, di professionalità che stanno in un palazzaccio e non sanno cosa fare, parlo della nostra amministrazione regionale, potremmo decentrare sui comuni che invece hanno tanto bisogno di avere delle persone, quelli potrebbero continuare a dare servizi in quantità maggiore e questo sarebbe diciamo, un avvicinamento ai fabbisogni delle persone. Fornero non funziona più, flat tax? Beh, la flat tax, come dire, a me lascia molto perplesso perché qui il problema che abbiamo noi è quello di poter spendere un po' di più come spesa pubblica. Noi ci vediamo come degli spendaccioni, ma se noi andiamo a vedere in Europa, in realtà siamo all'8º, 9º posto per quanto riguarda l'area euro come spesa pubblica, quindi il problema non è la quantità della spesa, anzi avremo bisogno di spendere di più e insomma chi frequenta ospedali, scuole sa quanto servirebbe di più. Quindi, non vuol dire spendere di più, accumulare più deficit? No. Certo che no, è chiaro no, per spiegarlo anche alla gente, perché uno pensa che la spesa, una spesa maggiore voglia dire accumulare deficit, invece... Beh, diciamo che ci sono paesi come la Francia, per dire, che spendono il 58% di spesa pubblica in rapporto al PIL, noi spendiamo attorno al 50%, 49%, quindi loro spendono più di noi, non è che per questo hanno un debito maggiore. E cosa accade invece in Francia rispetto all'Italia dopo? Che c'è una maggiore produttività. Diciamo che loro si pagano la loro spesa, cioè se l'autofinanziano. Il problema dell'Italia è che in particolare negli ultimi 30 anni, ma già da prima, qui il livello di tassazione è stato insufficiente a reggere il livello di spesa pubblica che ci siamo permessi, tutto qua. Ma chi ha pagato sicuramente e chi sta meglio. Condono? No, il condono è antieducativo e ci abitua, come dire, a portare acqua a chi vuole più debito. Cosa farebbe lei? Io farei una bella patrimoniale e quindi andrei a prendermi più soldi sicuramente facendo pagare in relazione a quelle che sono le possibilità. Quello che si vede, i dati Banca d'Italia, Istat eccetera, ti dicono che in Italia hai più debito pubblico e più ricchezza privata in mano di pochi. È chiaro che queste due cose assieme per un economista hanno poco senso, ma penso anche per i cittadini normali, nel senso che non è che dobbiamo andare a una parità, a un egalitarismo per tutti, però diciamo a far pagare le tasse al di fuori del lavoro dipendente, a far pagare i redditi più alti, a chiamare come si fa in tutti i paesi civili a contribuire con delle patrimoniali sul patrimonio, credo che sia la cosa che dobbiamo fare, una cosa assolutamente normale. Quota 100? Magari arrivare a 100, Quota 100 io credo che... Una volta faceva paura al 90, adesso fa paura al 100. Quota 100 dipende, se riesci a finanziartela va pure bene, nel senso che è un'opportunità per tenere un po' di giovani, per esempio anche nella pubblica amministrazione, insomma abbiamo persone... Se c'è realmente ricambio però. Un ricambio, però come al solito dobbiamo trovare le risorse per finanziare e quindi dobbiamo tornare diciamo a autotassarci.
l'Europa non vuole pagare al posto nostro e nemmeno i governanti degli altri paesi. Mi pare che di tutte le estrazioni, ceti sociali e convincimenti politici hanno detto, beh, insomma Italia, noi il tuo debito non lo paghiamo. Ma alla fine questo governo sta facendo bene o male? Adesso non è che voglio chiedere a livello politico, insomma, però si parla tanto adesso di questo DEF, insomma, cioè, lei avrà preso in mano quel qualcosa che possa dare un giudizio? Beh, diciamo che i due numeretti sono quelli che riguardano l'aspettativa di crescita del PIL, no? Che è molto più alta rispetto a quello che gli istituti internazionali e nazionali dicono, in maniera anche abbastanza consistente, diciamo attorno al punto percentuale. Il governo ha messo 1,5 punti, quindi è una cifra non da poco. Dall'altra parte è diciamo, il debito corrente e quindi l'innalzamento rispetto a quelli che erano stati i patti convenuti, il raddoppio sostanzialmente, siamo passati da 1,2 a 2,4 di deficit annuo previsto per il 2019. Io credo che questo governo, diciamo, per metà vada incontro a quella che è l'esigenza di spendere di più e dall'altra parte però si dimentica di fare quello che ho detto prima, cioè di far pagare le tasse o adottando un intervento straordinario che è la patrimoniale, che ti darebbe dei soldi subito. Però è molto più semplice o forse più da campagna elettorale, sì, certo, il condono, sì, ma questo quello che diciamo, si è fatto negli ultimi per anni. Qualsiasi governo, insomma, è chiaro che è complicato, però se si volesse dare l'idea di un cambiamento vero, questo sarebbe un bel cambiamento secondo me, e comunque senza una botta questa economia non riprende, quindi ci vuole un intervento non convenzionale, direbbe Draghi. Per me quello non convenzionale è una patrimoniale che però deve essere di scopo. Ha stima per Draghi? È molto poca. Molto poca perché l'intervento, il bazooka monetario è stato fatto con 2 anni di ritardo, quindi è inutile che tu hai un bazooka per ammazzare già dei morti, mi spiego. Sì. La liquidità serviva 2 anni prima. Poi, come dire, in particolare in Italia si è sofferto e dopodiché tu non vai a dare liquidità a imprese che non ci sono più o imprese che hanno imparato. Siamo intervenuti in ritardo? Sì, certo, assolutamente. Ma solo in alcuni paesi? Beh, l'intervento è stato in ritardo per tutti, diciamo che noi ne avevamo molto più bisogno, perché comunque a noi la crisi ci ha colpito molto di più anche per come siamo fatti come struttura produttiva, come piccole e medie imprese. È chiaro che una grande impresa ha un polmone finanziario diverso, ha un rapporto diverso col sistema bancario, diciamo che patisce la crisi ma ne viene fuori più velocemente. Senta, ma Trump e Putin fanno la corte al nostro primo ministro, non è che vogliono prendersi un pezzo dell'Italia di qua o di là, a forza di avere i marchi storici che stiamo cedendo. Secondo lei? È molto più probabile che siano i cinesi ad acquistarci, credo, rispetto, perché la Russia insomma i suoi problemini ce li ha. Certo. Trump, andiamo a vedere il rating della Russia, messo peso del sì, nostro. Trump mi pare molto più orientato a guardare in casa sua che guardare all'esterno, e corriamo il rischio invece di essere acquistati sicuramente dai cinesi e in parte anche dai tedeschi. Diciamo corriamo il rischio, piuttosto che niente è meglio questo, nel senso che almeno hai dei capitali che ti fanno lavorare. È chiaro che però sei molto più soggetto a eventuali disinvestimenti, perché un investitore estero va dove guadagna di più e quindi diciamo ciò che lo tiene legato a un paese è il guadagno, non ci sono altri sentimenti, diciamo, diversi. Allora, abbiamo fatto un quadro nazionale per introdurre la seconda parte della nostra puntata, che lo dedicheremo un po' più a livello regionale. Sì. Torneremo anche sulla questione della denatalità e della povertà. Parleremo, come avete sentito anche nel telegiornale, della misura dell'EMIA che non c'è più in Friuli Venezia Giulia. Questo costringe 6.000 persone che non rientrano all'interno del REIL, l'altra il reddito che era stato diciamo, fatto dal governo, insomma, il reddito per la povertà, insomma, da parte del governo, queste persone non rientrano. Prima però introduciamo un servizio della MetaTag Union Camere fatto alcuni giorni fa, lo riproponiamo in questi secondi appunto per introdurci nel panorama regionale.
punti di forza e punti di debolezza di una regione chiamata a fare scelte decisive per uscire fuori dal guado. Li ha elencati, con dovizia di dati e particolari, l'Unioncamere, non senza qualche sorpresa. Partiamo dai punti di forza, a cominciare dalla propensione all'export. Fatto 100 l'indice nazionale, il Friuli Venezia Giulia raggiunge 150,6. Cosa vuol dire? Che nel 2017 qualcosa come 14,8 miliardi di euro di merci, prodotte in regione, sono vendute in Europa e nel resto del mondo. Altro punto di forza è il PIL pro capite. In media, il prodotto interno lordo di un friulano o di un giuliano è del 10% più alto di quello medio italiano. C'è poi il tasso di disoccupazione, il 6,7%, che per capire è quasi la metà di quello medio del paese, fermo all'11,2%. Stessa cosa dicasi per il tasso di occupazione, 65,7% contro il 58% della media nazionale. I punti di debolezza? Prima di tutto l'invecchiamento demografico. Fatto 100 l'indice medio italiano, il Friuli Venezia Giulia svetta a 126,3, che non è per nulla un bel dato. C'è poi il tasso di natalità, più basso di quello italiano. In regione nascono 7 bambini ogni 1000 abitanti contro i 7,8 della media nazionale. E la riduzione del numero delle imprese, diminuite del 5% negli ultimi 5 anni. Non ci sono poi molte società di capitali, mentre le imprese giovanili non solo sono poche, ma sempre negli ultimi 5 anni sono diminuite del 13%. E veniamo alla sorpresa. L'ha sintetizzata bene il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Pensavamo di essere una regione virtuosa ai primi posti nelle classifiche, ha detto, e invece siamo 150esimi sulle 200 regioni d'Europa. In questi 5 anni, ha rincarato la dose l'assessore alle attività produttive Sergio Bini, il Friuli Venezia Giulia ha un po' rallentato. Secondo lui, invece, la regione deve tornare ad essere un vagone di testa e non di coda. Come? Per esempio, è la ricetta di Bini, tornando a essere attrattiva di investimenti. Ma per farlo servono scelte chiare, precise e soprattutto rapide. Altro che locomotiva del nord-est, ci troviamo al 150° posto tra le regioni di tutta Europa. Si ritrova in questi numeri, Mattioni? Io purtroppo sono 10 anni che li scrivo, qualcuno se ne accorge da 2 o 3 anni, 4 forse perché... Due anziani ogni giovane? 2 anziani e qualcosina anche vicino, poi dipende dalle varie province perché Pordenone sta molto meglio, Trieste molto peggio, noi siamo in mezzo insomma, però c'è questa tendenza all'invecchiamento sicuramente. Allora ricordiamo a chi si fosse messo adesso in collegamento che siamo in diretta con Screenshot, la rubrica settimanale insomma oggi dedicata a l'economia, alla società, ai dati che abbiamo dato sull'emigrazione, insieme a noi Fulvio Mattioni, al quale adesso chiediamo, dopo averci dato una bella illustrazione a livello nazionale, a livello regionale, lei aveva lanciato anche questo, no lanciato, aveva pubblicato questo libro che si chiama Rilancia Friuli se non sbaglio, certo. Che ha rilanciato il Friuli oppure no? L'ha colto qualcuno oppure hanno fatto orecchie da mercante? Diciamo, ho l'impressione che sia rimasta una cosa molto intima, io ne ero già convinto, quindi non avevo tanto il bisogno di leggermelo. Lei e i suoi parenti? Ho cercato di fare qualche incontro, ne ho fatti un 6-7 di presentazione anche, però insomma io mi sarei aspettato che ci fosse stato da parte della politica e delle classi dirigenti un maggiore interesse, se non durante le elezioni, ma almeno successivamente, cioè adesso, perché... Lei ha 6 minuti a disposizione adesso per poter raccontare quali potrebbero... Ma quali, al di là degli scherzi, quali potrebbero essere però gli spunti per poter rilanciare il Friuli? Innanzitutto partire dalla realtà di fatto, perché se tu pensi che non è necessario rilanciare il Friuli, non lo rilanci. Gli ultimi 2 governi regionali che già avevano questo problema se ne sono disinteressati, insomma questo è... Ecco, lei ha colpito a destra e a sinistra senza nessun problema? Sì, perché a me poi alla fin fine da economista interessa un po' la realtà regionale, cioè i cittadini tutti, quando voto, ma insomma morta lì, poi faccio l'economista. Noi abbiamo diversi problemi, il primo grosso e importante è quello dei giovani. Anche noi, come ha fatto tutta l'Italia, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato fuori dal lavoro i giovani. Se voi andate a vedere come è cambiata l'occupazione, noi diciamo, abbiamo perso un 3-4% di occupazione, che è un dato anche abbastanza grosso, ma all'interno di questo 3-4% c'è stato un cambiamento epocale, cioè i giovani, quelli diciamo fino a 35 anni, ne abbiamo persi circa 80.000, cioè un terzo di quelli che c'erano.
E abbiamo trattenuto dentro nel mercato del lavoro chi probabilmente non era poi così tanto contento di rimanere, ma ha dovuto farlo perché sono cambiate le regole pensionistiche, quindi abbiamo scontentato un po' tutti in sostanza. Noi dovremmo lavorare per dare un'opportunità a giovani e a meno giovani che non lavorano, non ai disoccupati e basta, perché diciamo un modo per guardare in maniera miope al mercato del lavoro è quello di considerare soltanto i disoccupati. Noi abbiamo anche i cosiddetti scoraggiati che si aggiungono e mettendo assieme queste due componenti arriviamo a circa 80.000 persone in Friuli Venezia Giulia, molto spesso giovani, il che vuol dire un tasso di disoccupazione, tanto per capirci, attorno al 14-15%, che è ben diverso da quello normale. Questo tasso di disoccupazione a cui faccio riferimento io si chiama allargato ed è comunque sta nei parametri comunitari. Chi non trova lavoro però potrà magari godere del reddito di cittadinanza. Ma io penso che godrà molto poco perché i soldi che ti dà il reddito di cittadinanza sono pochi e sicuramente non guadagnati. Io penso che il lavoro per una persona sia un po' la realizzazione di quello che uno vuol fare, quindi questa può essere una situazione di passaggio, nel passaggio da un lavoro all'altro. Dovrebbe essere un cuscinetto, sì, ma non su cui dormire. No, certo, ma io penso che nessuno ci dorma volentieri, insomma. Un conto è farci una pennichella veloce, un altro è essere condannati a farlo. I nostri giovani quando vanno all'estero sono contenti di essere messi alla prova, non è che chiedono particolari favori, dice fammi lavorare, dammi una responsabilità, giudicami. Questo è quello che manca, io credo, da noi. Diciamo che il Friuli Venezia Giulia noi potremmo darci da fare sotto tanti aspetti. Il nostro sistema manifatturiero ha perso tanto lavoro, il turismo sicuramente è un'opportunità molto poco sfruttata. E la pubblica amministrazione funziona? Qua in regione come da altre parti. Tanti si scagliano, abbiamo visto anche tutti in questi giorni, insomma, questi tornelli per impedire di andare a bere il caffè, le pause, eccetera, questa brutta immagine che si sta dando del passato, di tutti questi assenteisti. Sì, diciamo che quella che ci viene venduta è, come dire, un'immagine del passato della pubblica amministrazione, cioè quella nella quale queste persone erano tantissime, non facevano niente, prendevano dei bei soldi e comunque non potevano venire cacciati dal lavoro e quindi una situazione ideale per chi la vede di fuori. Io credo che la situazione reale sia questa, ci sono 350.000 pubblici impiegati in meno negli ultimi 8 anni. Abbiamo un livello di lavoro dipendente pubblico sul privato che è inferiore a quello di Francia, Germania, Inghilterra. Se dovessi dire che cosa manca, manca la capacità di dirigere tutto questo lavoro pubblico. Da noi in realtà i dirigenti non possono dirigere, quando tu non puoi licenziare e premiare diciamo che viene meno l'incentivo. Allora, noi abbiamo ancora un minuto a nostra disposizione e che consiglio darebbe al nostro governatore, se magari ci ascoltasse in questo momento, Federica, che dovrà andare anche a batter cassa con Roma a proposito? Beh, noi entro il 30 giugno del 2019 dobbiamo rivedere i rapporti finanziari con lo Stato. Esattamente. Io credo che Bisogna cominciare già da adesso. Sì, perché noi dobbiamo prepararci, non è che possiamo andare come siamo andati negli ultimi 10 anni, cioè col cappellino in mano dicendo dateci un po' di soldi, perché col cappellino in mano probabilmente ci saranno altre 19 regioni, quindi saremo in 20 e la lista è un po' lunga e noi siamo quelli più piccolini, tra i più piccolini. Allora io credo che dovremo prepararci da subito. Io invitavo a fare una conferenza per novembre la Regione su questo dicendo quali sono le cose che vogliamo andare a contrattare con lo Stato, sicuramente la sanità, qui evidentemente quando ci siamo presi la sanità abbiamo fatto male i conti oppure sono aumentati troppo i costi dopo e pare che manchino 100-150 milioni ogni anno, uno dice beh o li metti tu o ti do la sanità. Adesso stringo per certo. Terza corsia, ci sono 2 miliardi che ballano, perché li deve pagare il Friuli Venezia Giulia? Cioè, questa cosa non ha nessun senso e ci indebita. Medio credito a noi è costato qualcosa come 360 milioni di euro di perdite. Io trovo che noi ci scandalizziamo per l'Italia, ma diciamo fatte le dovute proporzioni questa vale ancora di più. La riforma sanitaria e l'ultima cosa che diceva lei prima, le UTI, secondo me è la cosa più importante perché ridefinire bene i servizi pubblici che vengono dati sul territorio in maniera magari un po' più uguale per tutti, cioè non si può avere in una città 5, 6, 7, 8, 10 teatri in altri pezzi del territorio, ma dico la cosa più eclatante.
dovremo lavorare per avere più opportunità, quindi diciamo del lavoro ce n'è ed è tanto. Speriamo che si porti qualche frutto entro giugno, io magari anche prima, insomma, visto che i tempi corrono così veloci. Grazie, la ringrazio Fulvio Mattioni, e io vi rimando al prossimo appuntamento, sempre con Screenshot, appuntamento settimanale con l'informazione. Grazie, arrivederci.